Buongiorno e bentrovati carissimi amici radioascoltatori e tutte le persone che ci seguono in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave. Siamo venerdì 18 dicembre e andiamo subito a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Oggi a farvi compagnia ci sono io, Martina Reolon. Partiamo subito con le novità che riguardano le restrizioni in tema di antiassembramento, in tema di Covid-19. La prima del Gazzettino è dedicata appunto alla nuova ordinanza della Regione del Veneto, nuova ordinanza che non ha indenne da polemiche, da critiche. Zaia, comuni chiusi dalle 14, il governatore veneto anticipa al governo da domani nuove restrizioni ai movimenti. E poi si attende a brevissimo anche il piano del governo, Natale o Capodanno, spiragli per il cenone in famiglia. Andiamo quindi all'interno a leggere le notizie che riguardano in primis il Veneto e poi le decisioni che verranno prese a livello nazionale. Il Veneto anticipa la stretta, comuni chiusi dopo le 14. Zaia dice: non potevamo più aspettare il governo, da domani nuove restrizioni, da 19 dicembre a 6 gennaio stop ai forestieri, ma bar e negozi aperti. Come dicevo, anticipavo questa notizia che è già stata diffusa ieri, l'anticipazione prima della nuova ordinanza e poi la pubblicazione del testo completo non è stata indenne da polemiche, da critiche. Il Veneto, che oggi dovrebbe essere confermato giallo e che dalla vigilia di Natale potrebbe diventare rosso come il resto d'Italia, da domani all'Epifania sarà un po' arancione. Anticipando il DPCM del premier Giuseppe Conte, ieri il presidente Luca Zaia ha firmato l'ordinanza che dal 19 dicembre al 6 gennaio dispone alle 14 la chiusura dei confini comunali, ma non dei bar e dei ristoranti né dei negozi. Vedendo che la decisione del governo sarebbe slittata oggi, Zaia è andato in sorpasso, accelerando anche sulla pubblicazione del provvedimento già in serata ieri, incassando il plauso del ministro Boccia. Ha spiegato il presidente della regione: non possiamo aspettare ulteriormente, magari arrivando lunedì o martedì, senza sapere cosa succederà. Andremo poi adesso a leggere quelle che sono le nuove misure. L'articolo è di Angela Pederiva. Il Veneto ha detto che non può più rinviare le misure, che la prossima settimana potrebbero essere assorbite da quelle del governo, ma che intanto entrano in vigore. Anche perché i numeri sono elevatissimi sia dei ricoveri che dei decessi anche in Veneto. Ecco quindi tutte le misure contro il virus fino all'Epifania. Gli sconfinamenti sono consentiti solo per necessità e con permesso, lotta a ogni forma di assembramento. Ecco quindi l'ordinanza: da domani, sabato 19 dicembre fino a 6 gennaio, gli spostamenti fra i comuni saranno vietati a partire dalle ore 14. Attorno a questa disposizione sono state previste e disciplinate anche una serie di deroghe e situazioni in cui gli sconfinamenti sono permessi con l'autocertificazione, dopodiché sono state riproposte le restrizioni su passeggiate, ingressi nei negozi, regolamentazione dei mercati, consumazioni in bar e ristoranti, regole che erano già state previste negli ultimi testi varati dalla Regione. La principale motivazione dell'ordinanza viene indicata subito: alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti. Andiamo quindi ai dettagli: le date e le deroghe, lavoro, studio, salute, necessità e rientro. Come dicevamo, dal 19 dicembre fino a 6 gennaio, quindi da domani all'Epifania, dopo le 14, non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora. Lo sconfinamento può avvenire solo per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività non sospese o usufruite di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. Dopo le 14 è comunque sempre ammesso il rientro nelle proprie abitazioni. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale. L'ultimo DPCM prevede la chiusura dei confini regionali dal 21 dicembre al 6 gennaio, salvo che per tornare a casa. Barbieri, estetiste e locali a pranzo sono raggiungibili, quindi è sempre possibile lo spostamento fuori dal proprio comune per usufruire dei servizi alla persona. È dunque possibile andare in un'altra città o in un altro paese per andare in lavanderia, dal parrucchiere, dal barbiere, dall'estetista e così via. Per quanto riguarda i pranzi nei ristoranti, che continuano a restare aperti solo fino alle 18, si può quindi andare in locali collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora e possono essere raggiunti però entro le 14. Il rientro a casa può avvenire anche oltre questo orario, cioè dopo la consumazione del pranzo.
Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni diversi per raggiungere i figli minorenni che si trovano a casa dell'altro genitore o comunque dell'affidatario, oppure per condurli alla propria abitazione. La deroga è ammessa anche in caso di matrimoni e funerali. È sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare alle cerimonie religiose o laiche, le quali devono comunque svolgersi nel rispetto delle linee guida in materia. Per quanto riguarda viaggi, seconde case, soggiorni in hotel, ci si può muovere. Nel caso in cui occorra prendere aerei, treni, barche, pullman, è sempre possibile lo spostamento da e per le stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di trasferte e per l'accompagnamento di altri. Inoltre è sempre possibile il raggiungimento della seconda casa situata in un'altra località. Chi sta trascorrendo un soggiorno turistico e dunque pernotta in un albergo o in una seconda casa, il comune che deve considerare come riferimento in materia di restrizioni è quello in cui si trova appunto l'hotel o l'abitazione, quindi non quello di partenza. Per quanto riguarda passeggiate, vengono riproposte le misure contenute nella precedente ordinanza, con l'obbligo della mascherina praticamente dappertutto. Passeggiate fuori dai centri, dalle aree affollate, nei negozi fino a 40 metri quadrati entra un solo cliente, negli altri uno ogni 20 metri quadrati. I mercati devono essere perimetrati. E poi per quanto riguarda gli esercizi in cui vengono somministrati alimenti e bevande, gli avventori devono sedersi già dalle 11 al tavolo, non possono stare più di 4, quindi confermato quello che era già previsto nella precedente ordinanza. Nel pomeriggio, quindi dalle 14 in poi, i negozi garantiranno l'accesso solo ai residenti, quindi il fatto di vietare gli spostamenti fra comuni a partire dalle 14 è dovuto alla volontà di limitare la compresenza di residenti e forestieri nella stessa città alla mezza giornata. Affinché l'obiettivo epidemiologico venga centrato, la Regione ha inserito anche la previsione di un orario raccomandato di ingresso ai negozi e alle attività da parte degli abitanti. Quindi l'accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le 14 per chi appunto è residente in quel comune. Non si tratta di un obbligo, ma di un appello alla collaborazione dei cittadini. Quindi dopo le 14 accesso ai negozi per i residenti, la mattina anche a chi non è residente fino alle 14. L'autocertificazione va compilata ed esibita ai controlli per quanto riguarda gli spostamenti effettuati dopo le 14, e quindi è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli sconfinamenti e anche il rientro verso la propria abitazione nel modulo di autodichiarazione conforme al modello statale che è reperibile sul sito del Ministero dell'Interno. Le sanzioni vanno da 400 a 1000 euro e vigilano i comuni. Le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore. Per quanto riguarda le ordinanze regionali, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie accessorie compete ai comuni. Chiudiamo, non capisco perché non si carica, ecco qui. Andiamo a leggere quelle che dovrebbero essere le decisioni prese dal governo. Abbiamo finito con la parentesi legata al Veneto. A pagina 4 c'è quella nazionale. Fine anno blindata, Natale ognuno per sé, ma l'ok ai parenti stretti apre la strada al cenone. Oggi verrà presa la decisione sulla deroga per i giorni del lockdown, 24-27 dicembre, 31-3 gennaio, resta il nodo dell'Epifania. A dispetto della valanga di appelli a dare certezze precipitata su Palazzo Chigi, soltanto oggi, con forte ritardo, il governo dirà agli italiani quale Natale li attende. La divisione netta e ormai cronica tra rigoristi e aperturisti hanno impedito anche ieri a Giuseppe Conte di ufficializzare le misure anti-Covid in vista delle feste. Il momento della verità avverrà in giornata. Le questioni aperte dopo il lungo braccio di ferro di mercoledì sono il giorno dell'Epifania in zona rossa e soprattutto la deroga per un massimo di 2 congiunti non conviventi ad andare a trovare parenti di primo o secondo grado anche fuori dai confini comunali o regionali. Conte vorrebbe una norma più lasca. A casa si potrebbero ospitare 2 persone non conviventi senza specificare se parenti o meno. Di certo c'è che cadrà la condizione che gli ospiti siano genitori anziani o persone in situazioni di fragilità. Se la formulazione restasse questa, sarebbe possibile trascorrere il Natale o altri giorni di festa con i figli non conviventi, i fratelli, altri parenti di secondo grado, con il limite di 2 persone in macchina durante il tragitto. La deroga al tutti in casa comporterebbe una dolorosa selezione, vista la tradizione di trascorrere il Natale assieme a più nuclei familiari. Per quanto riguarda i cenoni,
Nessuno dovrebbe uscire di casa, dice il ministro delle regioni. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni, assembramenti, sbaglia di grosso. Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani e dovremo perciò passare il Natale ognuno a casa propria. La motivazione: dobbiamo essere responsabili perché il paese sta entrando in un ciclo di festività più pericoloso di Ferragosto, in cui inevitabilmente staremo l'uno accanto all'altro. Quindi le restrizioni e l'eventuale deroga per il fronte rigorista dovrebbe valere dal 24 dicembre al 6-7 gennaio ininterrottamente. Invece Conte punta sul lockdown nazionale a singhiozzo, zona rossa dal 24 al 3 gennaio, con soltanto il 28, 29 e 30 dicembre con le regole blande della zona gialla. Durante i giorni di zona rossa nessuno potrà uscire di casa se non per necessità e urgenza o per andare alla messa. I negozi e i ristoranti saranno chiusi, in più resterà in vigore il coprifuoco delle 22. Nessuna stretta invece per il prossimo weekend, durante il quale però saranno rafforzati i controlli anti-assembramento nelle vie dello shopping e dei centri commerciali. Quindi sono ore di attesa, c'è ancora parecchia confusione da come si può capire anche leggendo gli articoli. Speriamo che le prossime ore possano essere chiarificatrici un po' per tutti. Andiamo agli articoli dedicati alla provincia di Belluno, quindi alla prima pagina dell'inserto di Belluno del Gazzettino. Ricoveri e personale, ospedali in crisi, aumenta la pressione sulla sanità, la struttura di comunità di Agordo chiude per poter aprire 2 reparti specializzati. Positivi per la terza volta in un mese viene superata quota 300 e ieri ci sono altre 6 vittime, 4 di loro avevano fra 60 e 71 anni, quindi non persone anzianissime. Per quanto riguarda le case di riposo, il virus entra a Longarone, Taibon e Sedico. Per fortuna i nostri anziani sono positivi ma sintomatici, si legge nel lancio. E poi ancora c'è un'altra notizia triste, tragica: malati di Covid, fratelli muoiono a 48 ore di distanza, il figlio non si dà pace, colpa mia, li ho contagiati tornando dal lavoro. Parla quindi la persona che ha perso zio e papà a 46 ore uno dall'altro e che non sa darsi pace. Medici malati, mallavoro e smart working, parliamo in questo caso della Val di Zoldo e andremo poi a vedere di cosa si tratta. E ancora rinascono le gabelli pronte in primavera, e poi andremo anche in questo caso a leggere questo articolo magari sul Corriere delle Alpi, andremo a vedere di cosa si tratta. Ieri c'è stato il sopralluogo del comune, abbiamo pubblicato anche un articolo sul sito www.amicodelpopolo.it con i dettagli di quelle che saranno le nuove gabelli che saranno pronte non in primavera ma in autunno. Qui c'è un errore nel titolo perché saranno pronte nell'autunno del 2021. Andiamo quindi all'interno. Ricoveri, contagi e decessi, sanità sempre più sotto pressione. Ieri altri 317 positivi e 6 morti, 4 hanno fra i 60 e i 71 anni. Agordo, ospedale di comunità chiuso, aperti 2 reparti Covid. I contagi sono in forte crescita e pressione sugli ospedali sempre più in difficoltà. La riorganizzazione in base alle necessità è costante. Nelle ultime ore è stato chiuso l'ospedale di comunità di Agordo e aperti altri 2 reparti per pazienti positivi. L'onda Covid purtroppo non dà segno di resa. Ieri sono stati scoperti 317 nuovi positivi in provincia, portando a 5.461 il numero degli attualmente positivi appunto sul territorio bellunese, e per la terza volta da inizio mese è stata sfondata quota 300. Per quanto riguarda la riorganizzazione, attualmente i ricoverati sono quasi 200, ce ne sono 124 in quella che l'azienda Zero definisce area non critica, la maggior parte all'ospedale di Belluno, che fanno rimanere la provincia in fascia 5, che era più alta sul fronte dei ricoveri non gravi. A questi si aggiungono i 49 pazienti che si trovano negli ospedali di comunità e i 10 in terapia intensiva. Al 15 dicembre, cioè fino a martedì, più di un terzo dei ricoveri a lunga degenza era formato da persone positive al Covid-19. Ce n'erano infatti 156 su un totale di 462. Numeri che vanno a significare che c'è meno spazio per coloro che non sono positivi e hanno bisogno di un posto letto in ospedale. E questo significa anche che il carico di lavoro legato alla gestione di nuovi casi, dai drive-in fino al ricovero in ospedale, passando per il tracciamento, rischia di schiacciare il sistema sanitario. Medici e infermieri sono pochi e si ammalano come gli altri, anche questo è un motivo di difficoltà.
All'ospedale di comunità di Agordo mercoledì è stato chiuso dall'US Dolomiti, una notizia che, letta in modo superficiale, potrebbe dare l'impressione che le cose stiano migliorando. Chiude un'area che ospita pazienti Covid, quindi il bisogno di posti letto è calato, quindi l'emergenza si sta affievolendo. E invece non è affatto così. Analizzando meglio quello che sta succedendo, si scopre che i cambiamenti non hanno riguardato solo l'ospedale di comunità di Agordo. In parallelo, l'azienda sanitaria ha aumentato anche i posti letto in reparti Covid della provincia, cioè sono diminuiti i pazienti con sintomi lievi che necessitano di un'assistenza minore e sono aumentati quelli per cui il quadro clinico deve essere monitorato in modo più approfondito. La conclusione è che l'emergenza non si sta affatto esaurendo. È evidentemente una situazione di estrema difficoltà, quasi drammatica. Papà e zio sono morti, io dovevo proteggerli. I fratelli Antonio e Giuseppe De Barba, aspirati per il virus a 46 ore l'uno dall'altro. Valerio, figlio e nipote, non si dà pace, uscivo per lavoro e ho portato il Covid. Si legge in questo articolo di Olivia Bonetti. Ho perso zio e papà a 46 ore l'uno dall'altro e non sa darsi pace. Ho un grande senso di colpa, il virus è entrato in casa con me che uscivo solo per lavorare. Valerio De Barba è prostrato dal dolore per aver perso i due familiari, ma anche tanta rabbia, perché hanno pagato due persone che non c'entrano, si chiede, il destino si è accanito su di loro e questo non me lo perdono. Lo zio Antonio De Barba aveva 86 anni ed era cardiopatico ed è morto alla mezzanotte tra il 14 e il 15 dicembre. Papà Giuseppe De Barba di anni ne aveva 83 e a parte una leggera demenza senile non aveva patologie. È morto alle 22 del 16 dicembre. Entrambi erano usciti dalla loro casa di Via dell'Anta al Civico 9 a Belluno domenica 6 dicembre quando erano stati ricoverati in pneumologia a Belluno, quindi una doppia tragedia, due morti in poche ore, che fa capire quello che è tutto la tragicità di questo virus e le conseguenze che porta anche a livello emotivo e psicologico. Andiamo a chiudere il Gazzettino e passiamo al Corriere delle Alpi. Nella prima pagina si legge appunto Veneto, comuni chiusi dopo le 14, stretta di Natale fino a 6 gennaio. Le reazioni nel bellunese, bene se le seconde case restano accessibili, atteso in giornata anche il decreto del governo, e c'è un lungo approfondimento da pagina 2 a pagina 7. Per quanto riguarda il bollettino, lo abbiamo appena letto sul Gazzettino, 6 decessi e 317 nuovi casi di positività in un giorno. Quindi numeri pesanti, numeri importanti. E cambiando argomento, per quanto riguarda la stagione invernale, impianti di sci in Val Gardena restano chiusi, oggi ci sarà il vertice ANEF. A Peaio la frana è imponente, ma per fortuna è quasi solo terra, andremo a leggere anche questo articolo. E poi c'è il lancio che riguarda il sopralluogo nel cantiere della Gabelli, e rivive l'anima delle Gabelli nella scuola restaurata. Quindi la prima parte non vado a rileggere anche qui sul Corriere delle Alpi perché si tratta appunto delle notizie che abbiamo letto prima sul Gazzettino che fanno riferimento alle decisioni prese a livello regionale e a quello che ci potrebbe aspettare con il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Andiamo subito quindi alle pagine di Belluno, parliamo di un altro argomento. L'anima delle Gabelli rivive nel restauro, lavori conclusi entro settembre 2021. Completati gli impianti, a breve saranno installati pavimenti e controsoffitti, sono stati recuperati gli storici infissi. Stiamo parlando appunto della scuola Gabelli in centro città, che ricordiamo è chiusa dopo il crollo che aveva subito nel lontano 2009. Due sfere luminose illuminano il corridoio, è il primo segnale di un restauro che porterà qualche elemento innovativo nelle storiche Gabelli. La scuola voluta e pensata da Pierina Boranghe è chiusa da 11 anni e mezzo per il crollo del controsoffitto in una delle aule. L'articolo è di Alessia Forzin. Il cantiere è in fermento, ci sono operai nelle aule, nei corridoi al primo e secondo piano e anche i corridoi saranno un luogo in cui poter svolgere l'attività, racconta Mario Cucinella, capogruppo del team di progettazione. Fra agosto e settembre del 2021 le Gabelli torneranno a nuova vita, avranno aule confortevoli con le ampie finestre che si affacciano sul giardino. Gli infissi sono quelli storici che sono stati recuperati, sistemati e sono pronti per essere installati. L'installazione degli impianti è quasi stata completata, come hanno illustrato ieri i progettisti, l'impresa e l'assessore Franco Frison durante il sopralluogo nella scuola. Restano da completare le pareti interne e i controsoffitti, poi installeremo i pavimenti, a breve monteremo gli infissi che mancano.
Le Gabelli andranno ad ospitare, una volta restaurate, una scuola dell'infanzia, 4 aule, la sezione primavera, un'aula e le elementari, quindi 10 classi. Ci saranno numerosi laboratori e spazi per le attività. Nell'ampio atrio al piano superiore, qui si accede dalla scalinata che è perfettamente conservata, sarà allestita la biblioteca. Sono stati anche riaperti i lucernari. Poco distante c'è un'aula magna di ampia metratura che sarà illuminata con cerchi di luce. Il seminterrato sarà organizzato per ospitare le mostre. E la piscina che c'è nel seminterrato rimarrà a memoria del passato. La vasca impolverata sarà ripulita e diventerà una sorta di museo in cui le Gabelli racconteranno la loro storia. Si legge nell'incipit dell'articolo, sempre a firma di Alessia Forzin. Le Gabelli infatti nel seminterrato avevano una piscina dove tanti bambini hanno imparato a nuotare, non verrà smantellata ma rimarrà a memoria di quello che è stata, come si legge appunto nell'articolo del Corriere delle Alpi. Andiamo avanti nella lettura, ci spostiamo alle conseguenze del maltempo di inizio dicembre. In questo caso siamo a Livinallongo, valanghe in strada isolate per qualche ora, 2 frazioni Fodom, masse nevose sia sulle comunali che sulla regionale 48, tecnici impegnati per tutto il giorno, bisogna intervenire. In questo caso l'articolo è di Cristina Contento. Frazioni isolate dalle slavine piombate sull'unica via di comunicazione esistente. È accaduto ieri sia a Kerz che Ghiera, 2 frazioni di Livinallongo, sono rimaste isolate per alcune ore, il tempo necessario alle squadre comunali per liberare la strada dalla mole di neve che l'aveva occupata. Nessun ferito, nessuna abitazione coinvolta, i 2 abitati non sono molto popolati. Tutto il giorno ad aprire una valanga scesa sopra le case di Ghiera per gli operai comunali muniti di fresa e pale gommate. È stata riaperta in serata. Via Crucis anche a Kerz nella giornata di ieri lungo la regionale 48 verso le 12 e la frazione è rimasta isolata per un paio di ore, tanto ci è voluto alle squadre comunali per liberare la sede stradale dall'enorme massa nevosa che si è staccata dai pendii circostanti. Nessuna persona coinvolta, per fortuna, solo il disagio di vedersi circondata la casa dalla neve. Slavina dietro le case, paura a Casa Mazzagno come qualche anno fa, in questo caso siamo a Comelico Superiore dove c'è stata appunto emergenza neve lungo via Croda, una slavina è caduta dietro alcune case, più o meno lo stesso punto in cui ci fu un analogo cedimento in occasione di un'eccezionale nevicata di alcuni anni fa, quindi problemi che si ripropongono purtroppo. Andiamo avanti e leggiamo anche notizie che riguardano il Feltrino. In questo caso siamo alla delibera che ha confermato i fondi al Palio per l'impegno con i giovani. L'emergenza sanitaria ha fatto saltare gare e manifestazioni programmati, ma l'amministrazione ha riconosciuto l'importanza degli eventi alternativi. L'articolo è di Raffaele Scottini. Confermato il contributo del Comune al Palio per il 2020 nonostante le gare non si siano disputate. A fare la differenza per la Giunta Comunale che ha deciso di non tagliare la cifra di 20.000 euro prevista per quest'anno sono state la volontà di mantenere viva la tradizione e l'attenzione rivolta dal Palio alle giovani generazioni che sono state coinvolte con nuove strategie compatibili con la normativa in atto. Il Palio, insomma, ha saputo resistere all'emergenza Covid e far fronte alla situazione puntando comunque sui suoi aspetti storici, culturali e di aggregazione. Andiamo avanti, leggiamo ancora un paio di notizie prima di chiudere la rassegna di oggi. Andiamo a Peaio di Vododicadore, quella frana imponente, per fortuna è quasi solo terra. Il sindaco Belfi dice e commenta le foto fatte dall'elicottero della regione in ricognizione. Tutto un costone scivolato lungo l'alveo del Rudan partendo da quota 1280 e c'è l'articolo di Alessandra Segafredo corredato da foto per chi ci segue in video che mostrano l'impressionante massa di materiale in movimento. Una frana imponente e quanto hanno constatato ieri i tecnici in sorvolo sopra il torrente Rudan a Peaio, frazione di Vodo. Da martedì mattina sul torrente era scesa acqua nera e come pece carica di terra e fango. Martedì notte erano scesi anche alberi e alcuni massi e ieri mattina l'unità operativa forestale regionale e i tecnici dell'ARPAV hanno sorvolato l'area per capire da dove partisse il materiale. Ho visto le foto scattate dall'elicottero e ho parlato con i tecnici, spiega il sindaco Domenico Belfi, e si tratta di una frana davvero imponente, molto ampia, formata per lo più da materiale ferroso e alberi non si vede ghiaia. La frana si è innescata a circa 1280 metri di quota, è scivolato un intero costone sull'alveo del torrente occludendo il passaggio anche dell'acqua, tanto che si è formato un laghetto con l'acqua che scende dall'Antelao.
Si procederà per gradi, dunque con la protezione civile regionale abbiamo stabilito di installare un faro potente che illumini la briglia. Abbiamo infatti visto che in caso di colata il materiale si deposita sulla briglia e dopo alcuni minuti scende. C'è il tempo necessario per bloccare il transito delle auto sul ponte della statale. ANAS si è detta disponibile a garantire un servizio di guardiania della statale in caso di maltempo e quindi continueremo a tenere monitorate le previsioni meteo di ARPAV. Nei prossimi giorni saliremo a piedi io e il vice sindaco Elvio Marchioni su una strada comunale oggi ricoperta di neve che porta alle prese dell'acquedotto. Questa stretta strada è vicina alla parte sommitale della frana e da lì potremo capire se ci siano problemi alla strada e all'acquedotto, precisa sempre il sindaco Belfi. Con questo articolo chiudiamo l'appuntamento di oggi, vi ricordiamo che saremo presenti anche domattina puntuali alle 8:30 su Radio Piave e poi in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Seguiteci sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it dove vi diamo notizie aggiornate costantemente. Intanto un sereno venerdì, un buon fine settimana a tutti, a prestissimo, grazie per l'ascolto.